Oggi, 28 febbraio 2014, si inaugura la 7ª mostra di Arte 52. Inauguriamo con un altro decano dell'arte, l'algherese Sergio Bolgeri, artista di grande scuola pittorica e soprattutto un artista che proviene da una grande famiglia di restauratori che in un certo senso ha segnato la storia dell'arte in Sardegna. Le opere che ci propone qui, come al solito, sono per la maggior parte inedite e create appositamente per questa edizione di Arte 52. E quindi per noi è un orgoglio ospitare il maestro algherese. Nelle sue opere notiamo fondamentalmente la presenza ossessiva di questo omino, di questa figura che accompagna l'artista in ogni sua produzione. La qualità pittorica è di altissimo livello e corrisponde anche a una grandissima ironia nella scelta dei titoli che volutamente ci fanno riflettere con un capovolgimento di fronte su quella che è la realtà e anche ci insegnano fondamentalmente a prenderci un po' meno sul serio e a prenderci un po' in giro. Credo che tra tutti i titoli che avremo di mostre di Arte 52 questo sia il più strano. La mostra si intitola Puntini, 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 forse, puntini, puntini, puntini. Quindi una mostra del dubbio, una mostra dell'interrogarsi su che cos'è l'arte, su che cos'è l'arte oggi e soprattutto su quello che è il panorama dell'arte in Sardegna in quest'anno, perché fondamentalmente il nostro obiettivo è quello di fare una fotografia dell'esistente senza essere chiaramente pretenziosi e voler essere esaustivi in questo senso. Ricordiamo anche una cosa fondamentale di Bolgeri, che è il suo essere poeta. Nel vernissage di oggi avremo anche l'occasione di leggere alcune sue brevi opere o componimenti poetici, per cui l'arte e la poesia in Bolgeri, nostro caro artista algherese, si accompagnano perfettamente. Spero possa piacere come stanno piacendo le altre e spero che il trend di crescita di visitatori e di consensi continui ad andare avanti. Grazie. Allora, Sergio Bolgeri, oggi inauguriamo la terza mostra con il terzo artista al debutto del progetto Sardegna Contemporanea. Sergio Bolgeri, cosa dire? Proviene da una famiglia vecchio stampo nell'arte, cioè da bottega. La famiglia Bolgeri insieme alla famiglia Rigorini nell'inizio secolo erano quelle persone che restauravano tutte le decorazioni e tenevano le manutenzioni dei dipinti della palazzina di caccia di Stupiningi e di tutte le strutture reali. Quindi una famiglia da sempre immersa nell'arte e nel lavoro. Questo lavoro di bottega ha fatto sì che prima il padre Lorenzo, che proveniva dalla Accademia Albertina, tramandasse tutto il suo sapere al figlio Sergio, e il quale figlio Sergio oggi a 83 anni ha demandato tutto il suo sapere al figlio Lorenzo, che anche egli dipinge e restaura. Questa famiglia è approdata ad Alghero nei primi anni 20, in una situazione difficile, perché se a Torino in quel periodo fare il restauratore e fare il decoratore era un mestiere conosciuto e aveva una valenza, ad Alghero, in una città povera dove la gente giustamente pensava al sopravvivere, al mangiare, è fatta di pescatori, fatta di agricoltori, di pastorizia, era un mestiere, diciamo, inutile, finché con l'avvento delle prime Ville Liberty hanno iniziato a conoscere il valore di questo lavoro. Infatti
il padre Lorenzo insieme a Sergio hanno realizzato le decorazioni di tutte le ville o delle più importanti ville Liberty di Alghero, di Sassari e che ci sono comunque in Sardegna, compreso molti restauri. Sono molto contento di una cosa, che il catalogo di Bolgeri verrà firmato da Neria Gigiovanni, che è il presidente dell'Associazione Critici Letterari, ed è oltre a una persona, un editore, una persona che scrive con una cultura enorme. È importante perché Neria è legata con un'amicizia di vecchia data con Sergio, e quindi chi più di lei poteva scrivere il testo del catalogo e firmare il catalogo che verrà stampato a fine progetto Sardegna Contemporanea. Diciamo che questa è stata un'acquisizione importante di cui io ne sono molto contento e spero che ve lo potrete godere anche voi appena uscirà. Grazie. Non so come si muore in battaglia, non sono mai stato in battaglia. Non so come si muore nei lager, non sono mai stato nei lager, ma so come si muore dentro ogni giorno un po'. Stazione. Una locomotiva fuma. Che peccato sporcare le nuvole. Quando sogno mi prende, mi trasformo in farfalla e senza meta vago tra fiori d'autunno, suggendo nettari e polini gialli, dolci come memorie di labbra perdute. Quando sogno mi prende, mi trasformo in farfalla.